Perfetto. Aspettiamo che arrivino le prime persone. Allora. Ciao Matte, ciao Gabriele. No, che cazzo ho fatto? Belli, regà? Tutto a posto? Ciao Mario, ciao Flashbang. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Roberto, ciao Andrea. Tutto a posto, Matte, voi? Voi come state? Anch'io, Flash, anch'io. Anch'io un po' incazzato, come è giusto che sia. Però fortunatamente, dai, è andata bene alla fine. Ciao Manu, ciao Baccarat. Lo so Andrea, lo so bene. Fortunatamente o sfortunatamente il Cagliari è anche questo. Nemmeno io, Manu. Nemmeno io, penso si senta che non ne ho tantissima. Ciao Daniele, ciao Vittorio, ciao Matte, ciao a tutti ragazzi. Su Twitch come sei organizzato? In che modo lo utilizzi? Lo utilizzo principalmente facendo gaming, però ogni tanto porto anche just chatting. E come sono organizzato? Sono in live su Twitch dalle 22 fino a mezzanotte il lunedì, il martedì e il giovedì. Questi sono gli orari di Twitch. Com'è stata la partita? Molto molto bella, cioè nel senso molto emozionante, specialmente per noi. Cagliari che domina la partita per praticamente quasi tutti e due i tempi, poi su due disattenzioni arrivano i gol della Sampdoria e poi riacciuffiamo la partita all'ultimo secondo. Ormai contro la Samp sta diventando un must questa cosa. Lo so Fabrizio, però ringraziamo di aver almeno preso un punto, visto com'era l'andazzo delle ultime partite, non era una cosa così scontata. Ah, ma secondo te ieri era colpa di Gragno sui due gol o della difesa? Allora, sul primo, colpa di Lico Giannis e di Gragno. Sul secondo gol, secondo me anche lì è colpa di Gragno, ma non gli do più di tante colpe perché comunque lì ha fatto l'Eurogol Gabbiadini, l'ha trovato. Cragno sicuramente su tutti e due i gol è colpevole di non aver coperto magari al meglio il suo palo, però non mi sento di condannarlo in tutto e per tutto, ecco. Godin secondo me non è che abbia sbagliato più di tanto sul secondo gol perché comunque stava cercando di portare Gabbiadini sulla fascia, quindi però lì lui ha tentato il tiro e ci è riuscito. Ciao Giuseppe. Sì, una partita bella, bella combattuta, assolutamente. Ciao Vittorio, guarda Vittorio, ti posso dire che Calabresi per quello che si è visto non ha giocato male. Poi è chiaro che stiamo parlando di 10 minuti giocati, non è che stiamo parlando di chissà quanto tempo. Però vuol dire, cioè, vederlo entrare in campo così in una partita così difficile è un buon segno. Vedremo se avrà altre possibilità, come giocherà, perché per adesso non ha giocato per niente male.
Probabile, Gabriele, probabilissimo, però non c'è da recriminare su Di Cragno solo per questi due errori. Va bene così, dai. Sì, Roberto, e stranamente poi sempre contro la Samp, eh. Ciao Manuel, un abbraccio. Io il Milan non l'ho visto ieri, quindi non ti saprei dire. Ciao Alessio, forse Cragno sul gol di Gabbiadini poteva coprire meglio lo specchio della porta, un punto d'oro comunque. Intanto sempre Forza Casteddu. Sì, secondo me pure poteva coprire meglio il suo palo, però ci può stare, dai. Ciao Giorgio, cosa ti ha fatto pensare in queste tre partite semplici che è un uomo miracolato che porta i giocatori alla rinascita oppure un fallimento di Francesco? Ma io penso che la verità stia sempre nel mezzo, quindi non è semplice che sta a fare i miracoli e non è Di Francesco che ha fallito, semplicemente Seppi sta facendo giocare i giocatori nel loro ruolo, non si è inventato assolutamente nulla. Quindi non lo so, non so se è merito di Semplici, se Semplici sia un miracolato o cose simili. A me importa solo che il Cagliari riesca a salvarsi. Duncan migliore in campo e Duncan non ha giocato per niente male. Siete davvero una squadra scarsa, forza Samp. E tanto la squadra scarsa da pareggiare al 96esimo. Pensa un po'. Un punto che smuove comunque la classifica. Ora ce la dobbiamo giocare per forza contro la Juventus. Assolutamente, assolutamente. Perlomeno ci dobbiamo provare. La prossima è Cagliari Juve, ci giochiamo domenica alle 6. Come abbiamo giocato con la Samp praticamente. Come la vedi? Sinceramente è chiaro che la Juve ha i favori della partita, perché è ovvio che sia così. Però se a me anche prendere un solo punto andrebbe più che bene. Ciao Pietro, un bacione, senza voce però sto bene. Senza voce, ma sto benissimo. Ciao il mignoto. Vorresti dire che siete forti? Io non ho detto questo. Tu hai detto che siamo scarsi e ti ho detto i dati di fatto, cioè che hai preso gol da una squadra scarsa al 96esimo. Poi se tu pensi che siamo scarsi, affari tua, non è che a me mi frega un cazzo. Ciao Federico, personalmente felice per il punto, anche se meritavamo i tre punti da dove la Samp a parte quei 3 minuti non ha fatto nulla, assolutamente, assolutamente. Che Juve scenderà in campo, secondo te? Non lo so, perché bisognerà vedere anche come giocherà in Champions. Cioè, se perderà, sicuramente scenderà con il dente avvelenato. Quindi, da una parte speriamo che vinca in Champions, così magari il campionato è un po' più morbida. Io direi che contro la Juve dobbiamo almeno pareggiare perché Cagliari non gioca la Champions. E la Juve sì, quindi viene più stanca all'incontro. Vabbè, ma c'è anche da dire che la Juve può fare un ampio turnover senza troppi problemi. Infatti sono super arrabbiato con la Samp, queste partite con le squadrette bisogna vincerle, peccato. Buona Serie B, amico. Staremo a vedere se andiamo in Serie B, amico. Cioè, non ti credere che se vado in Serie B io mi metto a piangere, eh? A me non me ne frega un cazzo. Contento te, vabbè. Ieri quando abbiamo subito quei 2 gol in 2 minuti ho temuto che fossimo tornati quelli di 2 settimane fa. Per un attimo pure io, per un attimo pure io. Però fortunatamente la squadra non ha mai mollato.
Buonasera padre Pioli. Non capisco perché Joao e Pavoletti non fanno mai pressing sui difensori avversari, perché da quello che penso Semplici non vada mai a pressare il portatore con gli attaccanti. Gli attaccanti aspettano che i difensori impostino la manovra e poi dal centrocampo alla difesa quelli sono gli addetti al pressing, è la cosa più logica. Ciao Alessandro, la Juve se mette il turnover ci batte lo stesso, ma a livello di nomi è chiaro che ci batta. Però le partite durano 90 minuti, la palla è rotonda e tutto può succedere. Tutto può succedere. Ciao Fredor. Se Paoletti avesse la testa al posto dei piedi. Ieri si è cagato un gol coi piedi, però allo stesso tempo ha fatto un assist coi piedi. Giovanni, l'unica cosa è che almeno questa cosa dirla a maggio quando il campionato è finito, dirla a marzo ha poco senso. Poi se a maggio staremo in Serie B potrai venire qua e godere e far capire quanto sia triste la tua vita, però cioè, se è questo che ti rende contento, sono contento che tu ti accontenti di poco. Scusa il gioco di parole. Ciao Giorgio, un bacione. Ma sti cazzi se finimo sotto, ma che me frega a me? Ciao Fabio, un bacione. Vabbè Vittorio, io Zenga lo accantonerei proprio, farei decisamente finta che non sia mai arrivato a Cagliari. Cosa ne pensi sul mio pensiero che ho scritto prima? Dobbiamo chiudere le partite prima sul 2-0? Sì, è chiaro che dovremmo chiudere prima le partite, quello assolutamente. Però succede anche questo, succede anche questo. È un punto guadagnato, due punti persi quelli di ieri. Se vai a vedere come è andata la partita, i primi 70 minuti sono stati due punti persi. Poi, per come si era messa, è chiaro che quello è diventato un punto guadagnato. Però poco importa, poco importa. L'importante è comunque aver fatto punti. Ligo ieri purtroppo è stato il punto debole della squadra, ma il Ligo Giannis è sempre il punto debole della squadra. È sempre il punto debole, purtroppo è così. Poi ieri incontrava Berezinski che comunque è molto molto veloce. Noi continuiamo a giocare con lui sulla fascia, un cristone da 1,90 m e è chiaro che soffra tutti i giocatori che abbiano un baricentro più basso perché sono molto molto più agili. Però nonostante tutto cambiano gli allenatori, cambia tutto, lui rimane sempre titolare ed è sta cosa che non comprendo.
Il Toro sta per recuperare la partita col Sassuolo, che è già in una posizione neutra in classifica e potrebbe, occhio perché Toro e Cagliari hanno, e poi è finito il messaggio. Lo stadio di Genova è proprio bello. Peccato per il manto perché non è al massimo. Sì, sono senza voce, Fabio. Per l'esultanza di ieri, sì. Chi è che aveva detto a Ligo Giannis tanto sbaglia? Ballardini. Ballardini. Ieri il Cagliari ha fatto vedere chiaramente che se si mette a giocare a testa libera può impegnare qualunque squadra a vincere praticamente contro chiunque. Crotone è riuscito a strappare un 1-1. No, secondo me abbiamo le potenzialità per poter battere chiunque, poi è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Vuol dire che qualcosa di buono in Ligo Giannis la vedono. Il problema è che cos'è che vedono di buono, perché poi il campo parla e dice tutt'altro. Dato che Nandez può giocare bene sia a destra che a sinistra, perché non giocare con lui e Zappa laterali? Magari un Nandez a sinistra si può rivedere visto che Ligo Giannis era diffidato. Però questo brucerebbe in maniera totale Tripaldelli a Samoa. Vuol dire che veramente non si punta su di loro. Ciao Gabriele. Ciao Dan, un bacione. Sai che contro la Juve ce la potete fare, è difficile, però se la Juve non vince non lo farà facilmente. Ma tutto può essere, tutto può essere. Ma io faccio, ma io faccio che mi pare, tu tifi Cagliari e meriti di essere preso in giro, stop, hai deciso tu di rifare Cagliari. Veramente Giovanni, guarda che quello che se sta più per culo sei te da solo, ma proprio tranquillamente. Perché tu mi stai più per culo, ma a me ne sbatte il cazzo. Quindi non è che mi sento offeso o cose simili. Cioè, stai palesemente perdendo tempo, se a te piace perdere tempo così, sei liberissimo di farlo. Io non ti sto vietando nulla, infatti nemmeno ti sto bannando. Vedi, io non è che faccio niente. Ti stai rendendo ridicolo da solo, quindi per me puoi continuare quanto vuoi, non è un problema. Toro e Cagliari hanno lo stesso percorso da fare, ti dicevo, devono affrontare tutte le squadre più forti, si gioca su ogni singolo punto, con la Juve un punto sarebbe oro. No, assolutamente, assolutamente, quello sì. Poi c'è da dire che comunque pesano le due eventuali partite che dovrà fare il Torino, però ricordiamo che sì, il Sassuolo è in una posizione abbastanza neutra in cui sta tranquillo perché non può ambire all'Europa e non rischia la retrocessione, però è comunque il Sassuolo e De Zerbi non è sempre facile da incontrare. Poi l'altra partita ce l'ha con la Lazio, che comunque è pur sempre la Lazio. Staremo a vedere. Ciao Fabio, un bacione, alla prossima. A te piacerebbe Augello al Cagliari come terzino sinistro? No. Potresti fare al volo le pagelle del Cagliari, non mi ricordo manco più come hanno giocato, Flash. Te posso dire allora, Cragno 6, Lico 4, Godin 7, Rugani 7, Ceppidelli 7, Duncan 7, Nandez 8, Nainggolan 8 ma solo per il gol, Marin 6, eh, Joao 6 perché a parte il gol comunque si è mangiato un po' di occasioni e Pavo 6.
Ieri ho goduto, talmente ho pensato, finalmente c'era un po' dalla nostra parte. Fortunatamente sì, era anche ora. Era anche ora. Sì, l'ho visto il gol di Lumbo, l'ho visto. No, solo perso la voce per l'esultanza, nulla di eclatante. Semplici da un 6,5. Altro molto audace la mossa di inserire Calabresi. Quello che mi è piaciuto di più e quello che mi è piaciuto, vabbè, quello che mi è piaciuto di meno ieri è stato ovviamente Lico Giannis. E quello che mi è piaciuto di più probabilmente Nandez. Quanto è influito Capozucca in tutto questo, secondo te? Tanto, tanto, perché è tornato a Cagliari uno che c'ha le palle sotto. Il gol di Bianco l'hai visto? No, non ho visto il gol di Bianco perché non seguo l'Olbia, quindi non l'ho visto. Tra l'altro, se non mi sbaglio, ha segnato pure Marigosu. Se non mi ricordo male, ho visto su Instagram che ha segnato pure Marigosu. Correggetemi se sbaglio, eh. Assolutamente, Roberto, assolutamente. Se continuerete così, vi salvate al 100%. Vedremo, Matteo, il campionato ancora non è finito. Tanto non solo Umbo, da quando gli hanno levato il numero 11 della maglia sta giocando bene, ma anche quando c'era l'11 ha giocato bene, eh. Ciao Christian, adesso ci siamo sviati un po', proprio la Juve, dovevamo trovarci la prossima. Mario, purtroppo questo è il calendario, quindi tanto prima o poi le dobbiamo affrontare tutte, quindi giochiamocela, senza problemi. Cosa ne pensi del mio messaggio? Riscrivimelo Manuel perché non l'ho letto. Anche ragazzo, sì, è vero. Io vorrei tanto sapere che cazzo ha la Samoa, speriamo faccia almeno un tempo con la Juve. Io credo che giochi di nuovo Nandes contro la Juve a sinistra, però vediamo. Hai perso la voce? Sì, sì, ho perso la voce. Anche Duncan e Godin sono citati, assolutamente. Ognuno deve rispettare la squadra del cuore degli altri, non sceglie la strada che vuole. Per esempio, io ho scelto la strada della Lazio, mi quella del ma io non è che ho scelto, cioè qui non si parla di scegliere. Ognuno tifa la squadra che sente di tifare, non credo si tratti di scelta. Quindi poi è chiaro che questo secondo me più che tifoso da Samp è uno che voleva romper cazzo, però cioè, se una persona si diverte così, buon per lui. Comunque ciao Matte, un bacione. È assurdo come non abbia nemmeno un tempo nelle gambe. Purtroppo sì. La cosa che mi fa preoccupare è che mancano ancora molte big da affrontare come Napoli, Roma, Juventus, Milan e Inter. Sì, però mancano anche tutti gli scontri diretti. Teniamo conto di questo. Tranne quello col Torino, ahimè. Però mancano anche tutti gli altri scontri diretti. E dopo la Juve abbiamo lo Spezia. Dopo la Juve c'è lo Spezia, mo' mi è preso il dubbio. Sì. Sì, Cagliari-Juve sarà una grande prova di maturità della squadra. La partita sulla gara è impossibile, ma questo campionato ci ha insegnato tante sorprese. Assolutamente, assolutamente. Sulla carta c'è dato tante sorprese, assolutamente. A provarci è la parola d'obbligo, perché se non ci si prova è inutile anche partire. Che poi partire, giochiamo in casa, però vabbè.
Bisogna provarci, assolutamente, assolutamente. Ma quanto siamo scarsi, a me, se non vinciamo i partiti a recuperare siamo in B, intendo il Torino. Diciamo che a me la prestazione col Crotone ha lasciato un po' perplesso, perché avevo visto Nicola che era comunque riuscito a prendere nelle proprie mani la squadra e a farla sua, a dargli comunque le motivazioni giuste per vincere. Quindi perdere 4-2 con il Crotone mi ha lasciato un po' così. Poi è chiaro, Tommaso, io te lo dico da tifoso del Cagliari, io sono contento che voi abbiate perso con il Crotone, te lo dico nella maniera più sincera possibile. Però non era quello il risultato che mi aspettavo. Io mi aspettavo che il Torino vincesse e che convincesse, e non è arrivato, non riesco a capire il motivo. Non so quali problemi abbiate voi quest'anno, però ieri dovevate assolutamente vincere, come noi avremmo dovuto assolutamente vincere contro di voi. Il Mignottone mi trovi assolutamente d'accordo. Sì, Cristian, ieri la partita andava chiusa molto molto prima. Riprendendo le parole di Prandelli in conferenza post partita, ieri arrivati a questo punto bisogna fare punti senza guardare più in faccia a nessuno. Assolutamente, assolutamente. Ciao Cartal, un bacione. Ieri sera ero in live da un altro ogni volta che si attiva sta mignotta così random. Mi dispiace, ma non posso farlo. E state zitta, non rompe i coglioni. Ieri sera ero in live da un altro... Oh. Hai fatto 3 stavolta? Sì. Che diciamo mi pare di sapere che faccio fare una magia, faceva 30 secondi dopo il gol. Non ho capito nulla, Manuel, scusa. Più che altro è la settimana di stop per Covid che ci ha penalizzato. Lo so, ma secondo me non è solo quello. Ciao Itto, alla prossima. Io sono solo contento per Cosmi, e immaginavo. Ciao Miguel. Era la voce di Giuliano e dice: gli dispiace, non posso fare un calciomercato decente. Probabile. Sarebbe un problema, però se uscisse la voce di Giolini fuori dal mio telefono. Hai visto il gol di Sanabria? Che ne pensi? Bellissimo gol, come bellissimo è stato il gol di un ass. Ma hai comprato... No, è il telefono che gli si attiva Siri. Non so perché. Se dico Siri non si attiva, è quello che a me mi fa ridere. Come mai la voce così rauca? Ho perso la voce ieri per esultare. Ma quanto è forte un ass, una follia lasciarla andare via. Ha giocato molto molto bene, ha fatto un gol fantastico, però non mi sento di recriminare la sua partenza. Ma quello di Gabbiadini secondo me era parabile, dai. Io ripeto, c'è l'aggravante che tutti e due i gol siano stati fatti sul palo del portiere, quindi qualcosa da recriminare per Cragno secondo me c'è, però non gliene farei una grandissima colpa, ecco. Ci credi per domenica? No, non ci credo, ma ci spero. Quello sì, quello sempre. Avrà urlato per Raggio, esattamente. Esattamente. Però il Mignotto bisogna anche contestualizzare il tutto, perché noi avevamo già Sottil che faceva la stessa identica cosa che fa un ass,
Poi un asse veniva da un infortunio e dal Covid, quindi non riusciva a trovare spazio. Sottile era praticamente appena esploso, quindi la società ha voluto puntare su Sottile. Io per quello dico non gliene faccio una colpa, perché stranamente questa volta la società non ne ha colpe, non ne ha. Contro la Juve, Michela. Ieri è pure spaccato il muro, ma lo faccio perché di là c'è mio zio che è del Cagliari, quindi quando, quando si fa gol ci diamo i pugni sul muro. Miro con chi faresti una live YouTube se Cagliari ti desse un pass per fare una sola live con uno dei vostri, con quali giocatori andresti in live? Bella domanda, bella domanda. Ti posso dire che non è un giocatore quello con cui andrei in live. Detto ciao Luca, secondo te oltre Torino e Cagliari pensi che uno tra Benevento, Spezia, Fiorentina o Genoa possa fare un passo falso e perde i pochi punti di vantaggio? Secondo me sì, Luca. Secondo me qualsiasi di queste squadre può fare un passo falso. Qualsiasi di queste squadre. Ciao Music. Ciao, se non si mangiava i gol di ieri potevamo vincere tranquillamente. Assolutamente, assolutamente. Però è andata così. Joao se ne è mangiato più di uno, Paoletti se ne è mangiato uno coi piedi, però tanto era, se non mi sbaglio, era fuori gioco. Poi chi altro si è mangiato un gol? De Iola fortunatamente sta partita non si è mangiato gol. Qualche occasione in più che potevamo concretizzare l'abbiamo avuta. Io vedo male il Benevento, è una rosa di basso livello ed uno stile di gioco rinunciatario. Secondo me il problema del Benevento è anche Inzaghi, non l'ho mai visto come un allenatore che possa allenare in Serie A, secondo me. Nandez forse, oddio non mi ricordo. Ah sì, il tiro di Nandez che però quello è stato deviato e poi ha portato al calcio d'angolo, al conseguente gol. Contro la Juventus non ci saranno Lico e Pavo. Miro, sei contento? Nì, sono più contento che non ci sia Lico Giannis di Pavoletti, paradossalmente. Perché comunque nel bene o nel male Pavoletti sta facendo bene. Tolta la partita col Bologna in cui non ha fatto un granché contro il Crotone e ieri contro la Samp non ha fatto assolutamente male. Stiamo parlando di un gol fatto, 2 assist forniti e un rigore procurato, quindi tanta roba. Però ieri comunque rischiava di farcela perdere, troppo nervoso. E poi chi vedemo? Simeone, che quello non imbrocca una partita da non si sa quanto. Preferivo Pavoletti. Secondo te se la Lazio arriva settima e punta a vincere la Conference Cup sì, secondo me la potete vincere. Non è un buon trofeo, è un trofeo abbastanza inutile, una competizione abbastanza inutile. L'arbitro non ci dava mezzo fa, no, l'arbitraggio non è stato nemmeno così orribile, ho visto le peggio. Secondo te quando rientrerà Sottile? Semplice lo metterebbe sulla fascia di centrocampo per spingere o un posto in attacco con Joao? Bella domanda. Bella domanda, Gabriele, perché se vai a vedere sulla carta Sottile dovrebbe ricoprire il ruolo che adesso ha Nandez, quindi quello di esterno a tutta fascia. Però Sottile non può fare l'esterno a tutta fascia perché mm, non ha caratteristiche difensive, già Nandez ne ha di più, quindi secondo me lo userebbe come seconda punta. Ciao Jerry! Il Cagliari ha perso perché ha ceduto negli ultimi 15 minuti, se no sarebbero stati 3 punti. Purtroppo, Ale. Il Cagliari potrebbe arrivare quarto, sì. Manco se mettiamo a dormire.
Domanda per te che sei un tifoso neutrale. Secondo la tua opinione, meglio Chiesa o Lozano? A me piace di più Lozano di Chiesa. Tu venderesti Simeone per prendere Piontek? No. Secondo te cosa mancava a Di Francesco per fare i punti che avete fatto in queste partite? Non ne ho idea, non ne ho idea, perché continuo a non capire il calo che ha avuto Di Francesco. Continuo a non capire il calo che ha avuto Di Francesco, non mi riesco a dare le motivazioni giuste. Partendo dal fatto che comunque non gli è stata costruita una squadra intorno. Secondo me è al pari di una Coppa Italia, anzi un po' più buono perché è pur sempre un trofeo europeo, sì, ma vale relativamente Manuel perché comunque è una coppetta di merda. Ciao Roberto, io abito a Roma Sud, te posso dire la zona precisamente, però te posso dire Roma Sud, indicativamente. Porca madonna. Secondo me perché un ass non ha reso da voi, il Crotone sta facendo dei pasti. Perché un ass allora è arrivato a Cagliari che comunque ha fatto molto molto bene. Secondo me il secondo tempo che fece contro il Bologna nel girone d'andata dice tutto. Però ha avuto qualche risentimento muscolare, ha avuto il Covid e in quel frangente, data la sua assenza, il Cagliari ha puntato tutto su Sottil. E quindi nel calciomercato invernale, dato che un asso voleva continuare a giocare, ma Sottil sostanzialmente gli ha rubato il posto, la società ha deciso di puntare su Riccardo e non su Adam. Ecco il motivo per cui Jonas è poi rientrato da voi e da lì è andato al Crotone. Con il Torino lo scontro diretto è a loro favore in caso di arrivo a pari punti, confermi? Oddio, noi abbiamo vinto 3-2 in casa, abbiamo vinto 3-2 in casa loro. Sì, abbiamo vinto 3-2 e loro hanno vinto 1-0 in casa nostra. Quindi credo che sia nostro lo scontro diretto a favore. Oppure credo si vada a guardare la differenza reti. Così, hai mai incontrato nella vita reale qualcuno che ti ha detto che è un tuo iscritto? Sì, sì, Manuel, allo stadio, quando sono andato a vedere Roma-Cagliari. Tu che abiti a Roma, il derby della capitale si sente tanto? Assolutamente, assolutamente. Guarda Gabriele, io ti posso dire che l'ho visto Luvumbo e l'unica cosa su cui mi sento di criticare è che tenta il dribbling a volte inutilmente. Roberto, allora ti posso dire che abitiamo non troppo lontani, anzi siamo abbastanza vicini. Ti posso dire questo. Hai sentito le parole di Mihajlovic su Faragò? No, non l'ho sentite. Forza Cagliari da Bergamo, grande Fabrizio, Forza Cagliari da Roma. Non hai fatto un commento così azzardato, Andrea, assolutamente. La regola è il numero di gol tra le due gare, non valgono doppio. Se però sono tutti e due 3 gol. Se non c'è la regola del gol in trasferta, allora si andrà a vedere gli scontri diretti perché stiamo una vittoria a testa. Quindi probabilmente se gli scontri diretti si andrà a vedere la differenza reti in caso di arrivo a pari punti. Ieri è risultato come un porco, ma il gol di Gabbiadini era evitabile, il gol di Raja poteva valere 3 punti se ci penso. Lo so Simone, lo so, però ormai la partita è andata. Dispiace tantissimo, però tempo fa avremmo rischiato nemmeno di portare il punto a casa, quindi tanta roba. Cioè, hai visto la reazione di... Intanto ciao Argo. No, ancora non ho visto la reazione dell'Eccelso, non mancherò.
7 punti in 3 partite, è una cosa buona per quel che stava capitando, assolutamente Ale, assolutamente. Allora se si riaprono gli stadi ci incontriamo, assolutamente Roberto. Miele ci ha detto che non ha mai visto Pancrazio, te credo, è rotto. Ma col computer come hai concluso che m'attacca al cazzo? Devo ancora devo ancora attivare la monetizzazione su Twitch, quindi è ancora tutto molto aleatoria come cosa. Ma in un punto in questo caso, sino a 3 giornate fa, con Difra si perdeva di sicuro. Probabilmente con Di Francesco l'avremmo persa, anche se non avremmo mai la certezza, questo è chiaro. Però sicuramente c'è da dire che sarebbe stato molto più probabile, secondo me, con lui un brutto risultato piuttosto che uno positivo. Sì, vabbè, è chiaro come noi resuscitiamo chiunque, cioè abbiamo fatto fare a Berezinski il primo gol in Serie A, abbiamo fatto fare a Gabbiadini il ritorno al gol dopo non si sa quanto tempo. È chiaro, tutto contro di noi doveva succedere, ma è ovvio, è ovvio. Se devo prendere uno tra quelli che hai detto, Manuel, prenderei Haaland o Haaland, come cazzo si chiama. Ciao Rosaria. Calabresi non entrano male, che ne pensi? Pochi minuti ma un buon impatto, assolutamente, assolutamente, quello sì, però bisogna vedere se sarà continuativa come cosa. Devo essere sincero, sono rimasto piacevolmente sorpreso, quello sì, però bisognerà vedere se è stato un excursus del momento o se sarà sempre così. Se si fosse preso semplici dopo la sconfitta di Genoa, a questo punto avremmo avuto almeno 28-30 punti. Lo so, Federico, però è andata così. Ormai. I sardi hanno un grande cuore, assolutamente, Sarrischi. Curiosità, Rugani è stato preso con prestito con diritto? Da quello che so io sì. Lo riscatteresti a fine anno a occhi chiusi. A occhi chiusi. Assolutamente sì, Franci. Io da bambino ho tifato anche per un po' Ternana, per dirti, quindi. Quello che è mancato a Difred, anche al posto di Zappa, Rugani al posto di Val, un buon possesso palla e gioco in attacco. È la prima volta che non perdete al Ferraris contro la Samp in 10 anni. E vabbè, prima o poi doveva capitare. Joao è il brasiliano che ha segnato di più in Europa in queste 2 stagioni. Già, almeno una cosa positiva. Comunque non conoscevo Marin a inizio anno, devo dire che secondo me è sempre uno dei migliori. Beh, da quando si è capito che non è un regista ma una mezzala, ha incominciato a rendere meglio. Finalmente. Ciao Manuel, alla prossima. Sì, Manuel. Sì, Manuel. Ciao Manuel, alla prossima. Ciao il mignotto. Alla prossima pure a te. Ha detto a Getty Rugani che la prima società con cui parleranno per prima sarà il Cagliari, anche l'obiettivo è perché è la sua priorità. Speriamo bene. Io sono anni che dico che il Cagliari debba puntare su Rugani perché è sempre stato molto sottovalutato alla Juve. Quindi tanta roba. Speriamo che segni proprio Rugani contro la Juve. Speriamo. Basta che segni qualcuno e che della Juve non segni nessuno. Marin somiglia molto a Rog nel suo modo di giocare. Marin è molto più un centrocampista con la palla al piede. Rog è più di interdizione, di contenimento, molto più grezzo, diciamo, Rog come giocatore. Marin mi sembra leggermente più educato con i piedi, mettiamola così. Però è chiaro che stiamo parlando di 2 ottimi giocatori, secondo me, specialmente se messi in campo nella maniera più adatta.
Non pensi che andrebbe rivalutato il lavoro del DS Carta? Ha portato Nainggolan, Godin, Rugani, Marin e Duncan e giocatori di prospettiva come Zappa, gli stessi Tramoni e Lumbo. Allora, Nainggolan lo voleva il mister, Godin lo voleva il presidente, Rugani preso random, senza motivi logici, è stato un buon acquisto, ma non aveva senso prendere Rugani. Marin, da quello che so io, l'ha chiesto il mister e Duncan idem perché l'ha allenato a Sassuolo, quindi non so quanti meriti possa avere Carta su questo. Poi per quanto riguarda Tramoni e Lovumbo, probabile che ci sia il suo zampino, ma Lisandru sta facendo bene in primavera, quindi ok. Matteo non mi sa né di carne né di pesce. Lovumbo sta giocando bene, quindi se perlomeno per Lisandru e per Zito ti posso dire buon lavoro, ma per tutto il resto non credo che abbia grandi meriti il DS. Assolutamente, Ivan, mi trovi d'accordo, assolutamente. In che ruolo rende meglio Nandez secondo te? Come esterno, assolutamente. Io ora la difesa a 4, Calabresi, Godin, Rugani, Asamoah. Se Asamoah è in grado di giocare. Ciao Federico, alla prossima. Bella Giorgio, un bacione. Hai visto che è tornato il Pancio? E sti cazzi? Così, eh? Tra l'altro non so se hai notato, Matteo non compare nemmeno più tra i convocati. No, è convocato Tramoni. Tramoni è convocato. Sono abbastanza sicuro che Tramoni è stato convocato. Lo vado a vedere, però sono alquanto sicuro. Allora, andiamo a vedere la lista dei convocati. No, Tramoni nell'ultima non era convocato, ma io l'ho visto. L'ho visto, l'avevano pure inquadrato. Boh, vabbè. Tra l'altro il prossimo anno ci saranno 2 terzini più validi Calabresi a Samoa. E chi sarebbero? Il merito di Carta è di averli portati, poco importa chi li ha chiesti. Il DS è un dipendente della società, mica deve prendere giocatori a caso. Beh, il DS ha il merito, se ha avuto lui l'idea, ma se li ha chiesti qualcun altro, che merito c'ha di aver fatto il lavoro suo? Mi pare un merito, è il lavoro suo, è quello, capito? Buonasera, l'angolo dello sport. Sono Veronese, tipo Hellas, spero che il Cagliari si salva anche per questioni di cuore. Grazie, Loris. Hai visto che sono... Cristian, ma perché te ne esci? Vabbè, capito. Solevamo una volta per tutte. Basta. Time out. Anzi, block. Vai. Oh. Allora. Ciao Lorenzo, un bacione. Se casualmente non sono disponibili 2 centrocampisti, con chi si gioca? De Iola. Però aspetta, noi giochiamo col centrocampo a 5. De Iola e forse qualcuno della primavera, per forza. Per forza. Simone, un abbraccio. Un abbraccio, un bacione, mi raccomando, rimettiti presto. Rimettiti presto, assolutamente. Assolutamente rimettiti prestissimo. In bocca al lupo di pronta guarigione. Ti andrebbe di venire alle 19 su Twitch per parlare del Cagliari? Purtroppo alle 19 non ci sono, perché io a quell'ora ceno. Ceno veramente molto presto. Mi dispiace.
Almeno 20 milioni servono per tenerlo. Tenere chi? Che bisogna tenere con 20 milioni? Rugani e Nainggolan. Ma tu intendi per riscattarli? Se intendi riscattarli, 20 milioni, oddio. Rugani forse qualcosa te lo fanno digerire. Rugani qualcosa secondo me te lo fanno digerire. Però 20 milioni è tosta. 20 milioni è veramente tosta, eh. Buonasera Giorgio. Fatto sta che vanno riscattati, perlomeno Rugani va riscattato. Bisognerà vedere Nainggolan come renderà d'ora in poi. Però Rugani va riscattato tutta la vita. Tutta la vita. Io ragazzi tra una decina di minuti vado, eh. Ti sono piaciuti i Maneskin? Non guardo Sanremo, Argo. Non ho mai guardato Sanremo, ho guardato giusto la prima puntata, ma non l'ho guardato sostanzialmente. Nainggolan se lo vogliamo veramente vendere. Nainggolan 5 se lo vogliono veramente vendere. Rugani 15, magari un altro prestito con riscatto. Con 20 milioni prenderei un buon attaccante. Puoi spendere anche meno senza prendere... Cioè, puoi prendere un attaccante buono anche senza spendere 20 milioni. Ti interessa The Last of Us 2? Sì, mi interesserebbe anche l'1, perché non l'ho mai giocati, quindi... Finalmente una squadra quadrata, si vede la classica luce in fondo al tunnel, assolutamente. Ciao LOL04. Adesso che l'Olbia ha vinto con i Primera del Cagliari, Maricoso e Bianco. Sì, ho saputo Gianluca, l'ho saputo. Grazie mille Giorgio, grazie mille. Ho saputo che l'Olbia ha vinto con gli ex Primavera. Noi abbiamo deciso di mandarli all'Olbia. Cioè noi l'abbiamo deciso, l'ha deciso la società. Hanno fatto le loro valutazioni. Posso venderteli tutti e due se vuoi. E chi ce l'ha i sordi? Chi ce l'ha? Con Simeone a fine stagione cosa si fa? Quanto ce lo prendono? Bisognerà vedere se qualcuno lo vuole, France. Fai SMR con questa voce. Mi pare esagerato chiamarla voce. Nico Giannis non copre mai Giorgio. Loris, credo che non tantissimi tifosi del Verona saranno d'accordo con te. Mi dispiace per voi, brutto periodo come il nostro. Dipende di quale brutto periodo parli tu, nel senso di quale squadra tifi. Quale squadra tifi? Ciao Nil. Ciao Albe. Napoli, ah ok. Pronostico Inter-Atalanta. Pronostico Inter-Atalanta 1x2. Con la Juve butteresti Cerri titolare? Still better than Simeone in questo momento.
Comunque, magari passassimo noi brutti periodi come i vostri, che comunque state nelle zone alte della classifica, quindi. Però quelle so cose che ovviamente cambiano di squadra in squadra. Ci sta che per voi il vostro brutto periodo sia un qualcosa di simile, però comunque state facendo prestazioni solide, avete ritrovato Insigne. Ciao Federico. Tanto se stanno entrando sempre più persone che tifano altre squadre, mi fa piacere questa cosa. Ti ha prestato le corde vocali Serse Cosmi. Zitto, Alve, lei. Dopo l'esultanza di ieri, mamma mia. Ieri sera mi bruciava tutta la gola, mi bruciava. Ti ringrazio, Federico, ti ringrazio. Ma Gaston Pereiro è utile alla causa? Al momento no. Al momento assolutamente no. Ogni tanto ce l'ho qualche calata, già. Hai visto il golasso di Unassa? Sì. È stato brutto Pavoletti, serviva con la Juve, ieri mi era piaciuto tanto, a me sinceramente. Pavoletti sta facendo bene le ultime partite, però ieri rischiava di farcela perdere, io sono convinto di questa cosa. Perché non giocava un ass? Perché, allora, lui ha avuto dei risentimenti muscolari quando è arrivato a Cagliari, poi ha avuto il Covid e nel frattempo il Cagliari ha puntato tutto su Sottil, che gioca nello stesso ruolo di un ass. E quando un ass è tornato voleva giocare, però c'era Sottil che l'ha spodestato e quindi un ass ha deciso di andarsene. Ripeto, è una decisione che ha preso un ass perché un ass voleva andare via, il Cagliari comunque voleva continuare con lui. Come l'ho detto la volta scorsa, la strada per la salvezza è ancora lunga, purtroppo testa bassa e lavorare, ovviamente Marcus, ovviamente. Mandiamo Pereiro all'Olbia? Non credo che l'Olbia possa permettersi un ingaggio di quasi 2 milioni. Simeone a fine stagione verrà venduto sicuramente. Se c'è qualcuno che lo vuole, se lo può prendere, però vi ricordo che ha una clausola di 30 milioni Simeone, eh? Vi ricordo questa cosa. Nainggolan ha fatto un bel gol. Ciao Gri. Sinceramente, regà, non saprei dirvi il pronostico Inter-Atalanta, però secondo me sarà una bellissima partita. Veramente bellissima. Compriamo Gabriel Barbosa ex Inter. No, no. Lo so, ma al solito Pavoletti le prende tutti di testa. Anche ieri pure si era troppo nervoso. Sì, ho capito, ma sempre solo di testa. Se questo coi piedi in cecoie. Adesso la Juve viene a vincere, è molto probabile, però c'ha comunque una squadra davanti. Ti dico una cosa, bro, il Cagliari mi sta molto simpatico e spero che si salva. Ti ringrazio, Federico, ti ringrazio. Ci bene un bel pareggio con gol 3-3. Non sarebbe male visto che c'ho Muriel al Fanta. Io ho visto un Cagliari cresciuto da tanti punti di vista, ma soprattutto mentalmente c'era una bellissima lotta salvezza, assolutamente. Dopo la Juve giochiamo con lo Spezia. Pavoletti ieri è stato fondamentale, 2 assist, ricordiamoci, per l'anno prossimo prendere simile il Crotone. Io continuo a dire il nome di Marconi del Pisa, però vabbè. Ma io non ho mai detto che è scarso, Giorgio, io ho sempre detto che è un attaccante limitato, che è diverso.
La Juve vuole stare in corsa allo scudetto, ma secondo me dipende anche dalla partita di martedì, mercoledì quando gioca. Dipende da quello. Se perde, domenica ci fa il culo, secondo me. Grazie al cazzo, Giorgio. Grazie al cazzo che te sta simpatico, Cagliari, sei del Cagliari. Mi fai ridere, mi fai. Prenderesti Joao Pedro e Hernandez. Joao Pedro te lo do volentieri, dai. No, non c'ho più voce, Orti. Non c'ho più voce. Maledizione. Cioè, per carità, sono contento di perdere voce. Ieri non mi è piaciuto Cragno. Beh, ripeto, i 2 gol li ha subiti sul suo palo, però non mi sento di attribuirgli tutta la colpa. Ciao Pedro per Mandzukic ci stai. Beh, non mi dispiacerebbe Mandzukic. Secondo me la Juve domani il Porto lo caccia fuori. Bisognerà vedere, io lo spero perché magari arriva da domenica un po' più tranquilla, senza averci il dente avvelenato. T'ho scoperto. Come si dice a Roma, t'ho cioccato. Meglio Ligo Giannis o Pajak? Pajak tutta la vita. Pajak tutta la vita, assolutamente. Comunque ragazzi, io vi ringrazio, vi mando un bacione. Vi ricordo che stasera mi trovate live su Twitch. Trovate il link qua sotto nella descrizione. Trovate il link qua sotto anche del canale Telegram, dove vi informo quando andrò in live, se andrò in live e dove andrò in live. Io vi mando un bacione, sempre Forza Casteddu, e ci vedremo stasera. Belli regà.